Il restyling proposto dal Premier Draghi sul reddito di cittadinanza fa discutere non solo fra i banchi del Parlamento, ma anche negli uffici di quelle aziende che vedono questo sostegno alle famiglie in difficoltà come un deterrente in alcuni casi per il rilancio dell'economia e dell'impiego. Sono tanti e sempre di più gli imprenditori che lanciano un allarme ben preciso. Cerchiamo dipendenti, ma non troviamo nessuno che abbia voglia di lavorare. Il reddito di cittadinanza, secondo me, da parte mia, è solo un concetto politico. Io sono un imprenditore, ho un'azienda di autotrasporto e sono mesi e mesi che sto ricercando trasportatori professionali, autisti, e non ce ne sono, non abbiamo risposta, ma la cosa che mi preoccupa di più è che non vedo interesse per qualsiasi tipologia di lavoro. Un punto di vista, una delle cosiddette campane che suonano e che vanno ascoltate. Guardando la situazione con gli occhi di un imprenditore, quali possono essere le ragioni di questa disaffezione al lavoro? Il lockdown deve sicuramente avere scombussolato, parliamo in Veneto, deve aver creato qualche problema, perché mai come questo ultimo anno e mezzo mi trovo su una situazione del genere. Come usare dunque il reddito di cittadinanza? Ecco una provocazione o forse semplicemente una possibile soluzione alternativa. Il reddito di cittadinanza va dato agli imprenditori che assumono e agli imprenditori che usano il reddito di cittadinanza per dare, per formare, per insegnare. Non deve tenerselo l'imprenditore non ha bisogno del reddito di cittadinanza, ma deve servire come via di passaggio per avere gente che ha voglia di lavorare, che vada dall'imprenditore, che dica, come i tempi di mio papà che mi dicevano c'era la gente che veniva a bussare per lavorare, adesso scappano via per non lavorare.